In diretta con Di Sabato Pomeriggio e come annunciato prima adesso è il momento dello spazio in punta di note. Giusy Mia con Come una fragola. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, come una fragola. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam parara. Sono ancora in piedi e notte fonda, seguo l'onda del tuo sguardo che mi porta dove l'amore asciuga il mio dolore. Come una fragola voglio morire, nella tua bocca voglio farti impazzire. Sento le tue mani che mi toccano, sulla mia pelle come scottano. Pam pam pam, niente addosso. Pam pam pam, il mare è mosso. Pam pam pam, mi gira tutto. Pam pam pam, il danno è fatto. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, come una fragola. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pararara. Sotto la luna piena il mio corpo non si frena, come due anime dannate, ma dall'amore traghettate. Come una fragola ti voglio stregare, quella tua bocca la voglio addolcire. Mi butto addosso un po' di vino rosso, da te non voglio solo sesso. Pam pam pam, niente addosso. Pam pam pam, il mare è mosso. Pam pam pam, mi gira tutto. Pam pam pam, il danno è fatto. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Farò di te un vero re, bevi tutto il nettare. Volerai tra le nuvole, sarò per te come una fragola. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Sono fedelissima, ma il mio cuore questa sera sa di plastica. Sono una bambola che piange in fondo all'anima. Sono una favola, ti prego mangiami come una fragola. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, pam parara. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, come una fragola. Sì, Mia, come una fragola, vedi Giusy, accomodati qui accanto a me. Intanto salutiamo Remo Francesconi, Esatto. il direttore Salutiamo il Remo. artistico di In Punta di Note, l'etichetta Sì. discografica di Cusano Group. Sì. E da quanto tempo hai chiuso questo accordo con loro? Diciamo, stai con Oddio, loro? beh, in realtà Remo sono già più o meno 14-15 anni che ci conosciamo. Beh, con lui che immagino. Con lui sì, però vabbè, l'accordo da 3 anni, 3 annetti più o meno. E questo video l'avete realizzato proprio in occasione Sì, di questo esatto. Quasi matrimonio artistico. Esatto, Dove perché- l'avete girato? A Piediluco in Umbria Ah, e ha dato proprio via a Giusy Mia questo brano, questo perché video. tu mi raccontavi che prima eri un po' più pop, adesso sei Esatto, diventata reggaeton. esatto, Il esatto. reggaeton mi ricorda l'estate. Bello, tutto. L'estate, il Sì, mare, è vero. questo sogno per me. Diciamo che sul reggaeton sono molto me stessa, perché mi trovo più a mio agio, ho scoperto questa cosa qui. Quindi hai trovato la tua identità. Esatto, esatto, assolutamente non è che sì. si trova subito, c'è bisogno di... Ci vuole un bel Vedi po' quelli di che ci riescono esatto. subito, però di solito Sì, c'è bisogno di un po' esatto, di tempo, comunque molto. sperimentare, no? Assolutamente. I generi prima magari di Assolutamente. trovare... Cosa ti piace del reggaeton che ti porta, vuol dire? Beh, il movimento, no? Comunque balli, stai sul palco, ti diverti, quindi è molto molto più bello, sì.
anche la musica pop in generale è bella, però il reggaeton è il reggaeton, anche per i giovani, quindi stai più a contatto con i giovani, è molto 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 più bello, ecco, mi piace di più. Come mai tu hai iniziato a cantare? Cioè, cosa è stata la molla? Qual è stata la molla che ti ha fatto venire scattata, che ti ha fatto venire voglia poi di fare questo mestiere? Sì, c'è una storia un po' particolare perché diciamo che di base a me la musica mi ha salvata completamente, perché io sono stata anoressica per un po' di tempo e quindi quando per non pensare, non starci male, andavo in camera, accendevo lì il computer col karaoke e mi mettevo Quindi a hai iniziato a cantare Esatto. non da giovane, cioè, non da No, piccolina? da piccolina anche, però poi Questo problema a che età l'hai avuto? a 15-16 anni. Quindi adolescente? Esatto, e da lì inoltrata. poi ho iniziato praticamente la mia carriera da cantante, ecco. Quindi l'hai usato come terapia? Lo si può Esatto, consigliare come esattamente, terapia? assolutamente. Te lo ricordi il primo brano che hai cantato? Sì, Nessun dorma, perché Ma io, dai! sì, perché io so cantare anche la lirica, no? Cioè sapevo all'epoca cantare, o cantare tra virgolette, lirico, quindi ho improvvisato, infatti proprio nel 2015 poi mi sono presentata al Festival di Castrocaro, alle selezioni, perché mia mamma diceva no, dobbiamo andare, dobbiamo andarci, proviamoci, ok, proviamoci, siamo andati lì, abbiamo conosciuto poi Remo e da lì è nata anche l'amicizia sia personale che a livello artistico, no? Quindi sì. Invece i progetti che avete adesso con sia l'etichetta che insomma per quanto riguarda i live, se hai qualcosa in programma? Attualmente ci sono tanti progetti, quindi speriamo piano piano, ecco, di dare forma a tutti questi progetti e poi ti terrò aggiornata, così magari se farò qualche live mi... Intanto io ti ringrazio per essere stata con noi. Ti Grazie va a di te. dare un messaggio a casa in questa giornata particolare? Per la violenza sulle donne. Certo. Certo, mi rivolgo un po' a tutti, cioè nel senso che la donna non deve essere ricordata solo oggi, Certamente. ma un po' tutti i giorni. La donna deve essere trattata sempre come una principessa, non solo oggi. E per il resto, cioè, a me sta molto a cuore questo tema, quindi trovo anche un po' poche parole per esprimermi. Anche perché poi in questi giorni con tutto quello che è successo si è anche Esatto, spostato un po' verso i giovanissimi, credo che ci sia stato anche La vicenda proprio... infatti di Giulia stessa Esatto. mi ha proprio... Penso molto colpito i Esatto. giovani, perché Esatto. quanto giovanissima, viso pulito, una ragazza emancipata che stava per laurearsi, perché a Esatto. volte si pensa sempre, come diceva il brano prima di Gragnaniello, no? Quelle ragazze delle borgate, perché una volta si temeva che comunque certe cose accadevano Solo, in periferia, certo. o comunque a persone che non si sapevano difendere, in qualche modo non erano strutturati con la famiglia, invece poi Esatto. abbiamo capito che non è così. No? Esatto, C'è esatto, bisogna un po' stare attenti ovunque. Giussi, Purtroppo. io ti ringrazio per essere stata qui. Grazie a te Gio, è stato davvero un piacere, mi sono Salutami i tuoi divertita colleghi tanto. che sono già stati qui, Sì, ma li assolutamente riavremo lo farò. in altre puntate. Assolutamente. Ti ringrazio, stai qui con me, Ok, non ti muovere. perfetto. Adesso passiamo la linea a Sapori di Cinema con Graziano Marraffa. Buonasera, bentrovati in questa nostra carrellata nella storia del cinema italiano. Oggi parleremo di come sia stata trattata la tematica dell'emancipazione femminile. 1947, Luigi Zampa con l'onorevole Angelina, protagonista Anna Magnani, descrive le vicende del dopoguerra nel quartiere popolare di Pietralata, dove questa donna, insieme ad alcune coinquiline, si batte per ottenere vari diritti, arriverà anche a essere appunto eletta nel quartiere come rappresentante. Nel 1951 Edoardo De Filippo trasporta sullo schermo la sua commedia Filumena Marturano, scritta nel 1946, interpretata magistralmente da Titina De Filippo con la partecipazione di Tina Pica, la vicenda di una prostituta che negli anni 40 è stata presa in casa da un uomo per pure ragioni di sfruttamento e riuscirà attraverso una denuncia di essere anche madre di
di 3 figli ad ottenere dei diritti che altrimenti non sarebbe riuscita ad ottenere mai. Il film ha avuto anche una seconda versione molto più nota nel 1964, Matrimonio all'italiana di Vittorio De Sica, con Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Il film raggiungerà anche il premio Oscar. Nel 1969 Damiano Damiani, un autore tra i più singolari del nostro cinema, con La moglie più bella racconta la storia vera di Franca Viola, questa ragazza del palermitano che si ribellò nei confronti del suo seduttore appartenente alla malavita, e il film segna l'esordio da protagonista di Ornella Muti, che conoscerà il protagonista maschile del film, Alessio Rano, che diventerà anche suo compagno nella vita. Nel 1953 Antonio Leonviola con Noi cannibali descrive una storia di una soubrette d'avanspettacolo, Silvana Pampanini, che viene invitata in un villaggio alle porte di Civitavecchia e incontrerà una società profondamente tribale della quale resterà vittima. Nel 1976 avremo Mario Monicelli con Caro Michele, protagonista Mariangela Melato, che tratto dal romanzo di Natalia Ginsburg. Il film descrive un epistolario di una comunità borghese che non riesce a comunicare. Questa ragazza, una ragazza madre, raggiungerà poi al termine del film in ogni caso la sua indipendenza. Nel 1977 Sofia Scandurra con Io sono mia, protagonista Stefania Sandrelli, e Maria Schneider e Michele Placido. Il film rappresenta per l'epoca un manifesto del movimento femminista, e il titolo del film stesso, che è realizzato da Sofia Scandurra con una troupe tecnica interamente di sole donne, diventerà uno slogan dei tempi. E per terminare, nel 1984 Marco Ferreri, uno degli autori più caustici del nostro cinema, con la scrittura di Piera degli Esposti realizza Il futuro è donna, un altro film con protagonista Ornella Muti e Anna Scigulla, che racconta diverse vicende anche violente di un gruppo di donne che poi, tramite un confronto, anche un intreccio sentimentale con un uomo, raggiungeranno anche loro l'indipendenza. Il titolo è realmente aperto verso il futuro, nonostante il regista fosse prevalentemente caustico, spesso anche grottesco. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. Grazie. Graziano, grazie per questa scelta. Hai fatto oggi una scelta molto mirata, specifica. Ne avevamo parlato la settimana scorsa di fare qualcosa inerente anche a questa giornata, anche un po' per far capire tutti, come diciamo sempre, corsi e ricorsi storici anche appunto nella cinematografia. Grazie come sempre. Grazie Graziano. a voi. E adesso andiamo con l'oroscopo, quello colto, di Massimo Bomba. Eccolo. Io sono vicino a te ma non ci sono, te l'ho sempre detto, ma non ci... Dove sei stato la settimana scorsa? Che sì. tutti mi hanno chiesto, ma dove è stato? Dove è stato? Giusto, accenniamolo. Dove sei Avete stato? chiesto a Paolo Fox un aiuto? No, non abbiamo chiesto a nessuno, lo vogliamo sentire dalla tua voce. Dove sei stato? No, Perché vabbè, mica c'era Paolo perché Fox, non dove sei sono stato con noi? Lo so, no, sono andato c'era questo evento in questa villa veneta, Villa Maraini, sì, mi pare, no, di un nome di questi settecenteschi veneti, perché Regina Schrecker presentava in questa Villa Morosini, in questa villa dove sono esposti... Cosa? No, eccolo, ti avevo in mente. Sì, beh, oddio, ancora sì, sono un po' rincitrullito con tutte queste cose che mi frullano per la testa. Sai, poi ricordarsi tutta la nomenclatura quando fai gli articoli, per esempio ho dovuto fare un articolo su Tommaso Tittoni, ti devi ricordare il periodo, l'epoca, le date, i nomi. Qui una cosa è più semplice, noi volevamo solamente sapere cosa avevi fatto la settimana scorsa. La solita cosa, ho fatto la conferenza sui simboli, i segni e gli astri che mi chiedono tutti, lei mi ha chiesto questa cosa.
cosa l'avevo già fatta e l'abbiamo riproposta in questa villa. E quindi ci hai tradito per questo. Va Sì. bene, ti abbiamo perdonato. Sì. Adesso abbiamo qualche minuto per i primi 6 segni dello zodiaco. Ok, Io sto allora. qui buona, non faccio La vedo rumore. dura che tu stia lì buona, però vabbè. Se i pensieri fanno rumore, allora sì, altrimenti no, se i pensieri fanno rumore, qua siamo nel caos dell'universo, appunto. Cominciamo dall'Ariete come al solito, che è in una netta ripresa perché sono entrati i pianeti in Sagittario, sia il Sole che Marte, quindi c'è una bella grinta, c'è una bella energia. Già c'era Mercurio, quindi gli affari andavano meglio. Quelli della terza decade di più, perché Mercurio oramai già nella parte finale del Sagittario. Ma Venere è sempre in opposizione nella bilancia, è nella parte finale, è proprio a 20 gradi, oggi è a 20 gradi, e quindi c'è l'opposizione a quelli che sono nati a cavallo tra la seconda e la terza decade, quindi magari non si sentono amati, non si sentono al meglio della loro efficienza fisica. Però diciamo che c'è sicuramente una rimonta, poi sai, gli Arieti basta che fanno guerra, va bene tutto. Loro sono sempre in guerra col mondo, sono sempre in battaglia, hanno sempre il proiettile in canna, diciamo, perché con questi pianeti Marte è in aspetto positivo, quindi sono carichi, ecco, possono affrontare la vita. Il Toro è in una fase più tranquilla perché, come che sei tu, perché Giove è retrogrado e sta a 8 gradi, tra un po' se ne va, purtroppo. Comunque adesso sta bene per me, mi fa comodo a me, vabbè. E l'ho fatta apposta per fare quella comodità a te. Sì, no, perché tutti mi dicono, ma Saturno, cioè io non è che posso fare niente, non è che li posso spostare, li posso raccontare, ecco. Esatto. Facciamo una constatazione della situazione e vediamo un po', così ci organizziamo la vita, ecco. Però per fortuna del Toro i pianeti in Scorpione sono passati, quindi non ci sono più e sta quindi un po' più tranquillo. I Gemelli hanno tutti, insomma, a parte Venere a favore, quindi si sentono amati e quindi il settore dei sentimenti è favorito, hanno i pianeti in Sagittario opposti, quindi forse sono nervosi, forse si arrabbiano fuori luogo, sarebbe bene che si controllassero di più perché potrebbero tendere a fare cose che poi non si pentono, perché c'è questo nervosismo. Marte, il Sole opposto, anche Mercurio per i nati nella terza decade, e i nati all'inizio, proprio i primi 2 giorni del segno, c'era un Gemelli là, mi ricordo, e quelli devono stare più attenti perché c'è Saturno quadrato, quindi è probabile che ci sia un freno, che ci sia una rivisitazione di tutte le loro cose. Quindi quando passa Saturno, che non sempre è negativo, può andare tutto giù, ma perché si deve ricostruire meglio. I Cancri stanno in una fase un po' così così, niente di particolare, perché Venere in bilancia non è positiva e ci ostacola. I pianeti in Scorpione non ci sono più, i pianeti in Sagittario sono neutri. La cosa positiva per chi è nato nei primi giorni è questo trigono di Saturno, per cui sono portati a costruire cose importanti, cose che dureranno nel tempo, cose che dureranno tutta la vita. I Leoni stanno benissimo perché i pianeti in Sagittario gli danno energia, Venere è positiva dalla bilancia, hanno un po' sempre attenti ai quattrini, alle firme, ai documenti, perché Giove e Urano stanno nel Toro e quindi specialmente Giove sono questioni legali, questioni di soldi, sono promesse non mantenute, vi faranno vedere fischi per fiaschi. E la Vergine, insomma, la Vergine sta attentina perché Saturno è opposto e quindi nati i primi 2 giorni sono nel pieno di questo riesame. Ecco, se crolla qualcosa non si spaventino perché va riedificato meglio. Poi i pianeti in Sagittario fanno pure aspetto dissonante e attenti a quello che firmate, attento a quello che dite e cercate di... Tanto voi siete un segno super controllato, ecco, ragionate molto su quello che fate. Ecco, poi mi pare che ci dobbiamo fermare qui perché sono i primi 6. Ci fermiamo con i segni. Se poi possiamo arrivare alla bilancia. No, con i segni ci fermiamo perché torniamo dopo la pubblicità per gli altri 6, però ti volevo... così fare qualche domanda. Esatto. Che tu hai sempre le domande. Sei no, però vabbè, oggi perché volevo anche in qualche modo, come dire, non giocare su quello che stiamo dicendo, ma fare qualche domanda, tra virgolette, più leggera. Sì. Secondo i tuoi studi, un segno che in qualche modo, diciamo, un po' più aggressivo dello zodiaco?
E dunque, i segni aggressivi sono quelli dove risiede Marte e Plutone, se vogliamo, proprio, perché Marte in specifico è il pianeta dell'aggressività, il pianeta della violenza, il pianeta degli incidenti. E può essere, quello però fa il percorso una volta può ciascuno, essere, insomma, no. No, ecco, sto spiegando il tutto, no? Cioè praticamente quello è un simbolo molto preciso. Sì, certo, poi quello gira, ce n'è per tutti. Ecco, per esempio, secondo la tradizione, il segno dove si trova Marte può indicare anche quel corrispondente punto del corpo dove si subirà un taglio, un'operazione, un qualcosa, un Quindi incidente. anche autolesionista, No, proprio no. come simbologia, no, che praticamente ci sarà un taglio in quella parte del corpo dove corrisponde. Cioè l'astrologia antica ci ha lasciato tante di quelle informazioni, tanti di quegli studi che veramente andavano a vedere anche se uno si rompeva un dito, se naturalmente il faraone aveva un piccolo incidente. Facevano degli studi pazzeschi, fermavano le carte del cielo, bloccavano tutto gli studiosi perché dovevano capire, certo poi chissà quando è che ci indovinavano, no? C'è in quel bel film su Elisabetta I, che penso un po' tutti abbiamo visto, The Golden Age mi pare, e c'è una scena dove lei si consulta con un astrologo, appunto, non so chi fosse, insomma una specie di... era tutto nero, pareva un bagarozzo più che un astrologo, perché era di quelli proprio... Monaco. Sì, pareva un incrocio tra un monaco. Fino alla Controriforma, monaci, sacerdoti, vescovi, cardinali e papi, tutti erano colti in astrologia. Era qualcosa che interessava tutti e la usavano, perché naturalmente la cosa che più interessa a molti personaggi importanti è il potere. E l'astrologia, queste discipline, anche cosiddette esoteriche, possono essere un bel aiuto a suggerire mosse, tempi, muoviti adesso, no, aspetta che il pianeta... Facevano proprio degli studi così e appunto in quel film si vedeva Elisabetta I che si consultava prima di essere invasa dall'invincibile armata di Filippo II con questo astrologo, con questo studioso, con questo qui che gli diceva guarda vedo la fine di un impero e la nascita di un altro, mo vai a capire qual era, poi alla fine si è capito qual era poi. Infatti queste persone di fiducia poi spesso hanno portato allo sfascio perché uno si fidava appunto perché era di fiducia e come poi al solito, li hanno indirizzati da un'altra parte. Allora, come al solito, cara, tu che sei toro e pratica, come al solito bisogna avere i piedi per terra e bisogna essere seri e come si deve, con una morale, perché appunto l'astrologo di Hitler, quello personale, l'ha fatta ammazzare Hitler, perché gli aveva detto che le cose non sarebbero andate molto bene. C'è anche famoso un episodio interessante di Roll, quel famosissimo medium, che questo lo conoscono un po' tutti, che andò da Mussolini e gli disse di non entrare in guerra e di non allearsi con Hitler, e Mussolini gli rise in faccia, lo prese in giro, non so che. E naturalmente lui raccontava nelle sue memorie, in questo libro, che lui lo aveva visto ucciso, peso a testa in giù, però naturalmente questo non glielo disse chiaramente, ma si sa che forse l'unico episodio in cui un potente ascolta questi qui, secondo me, è quello della Bibbia del faraone con Giuseppe, che Giuseppe gli interpreta il sogno delle 7 vacche e delle 7 spighe, e il faraone, però appunto la Bibbia dice che Dio parla al faraone, se Dio non ci dà una mano lui, qui non ci sono né segni né simboli che tengano. E allora Dio parla al faraone e il faraone illuminato ha una come dire, una percezione extrasensoriale potente, e difatti che fa? Furbo il faraone. Dà il governo dell'Egitto a Giuseppe, perché ha capito che quest'uomo umile, questo schiavo, che ha avuto la capacità di interpretare il suo sogno, che nessun indovino in tutto l'Egitto ci aveva capito una mazza, dice questo è un benedetto da Dio, perché se capisce niente di meno il mio sogno e mi dà una giusta interpretazione, perché Giuseppe gli dice guarda qui ci saranno 7 anni di iella, cioè 7 anni di abbondanza in cui potremo mettere da parte il grano, poi 7 anni di iella in cui invece non ci sarà da mangiare, al che loro fanno un'equa distribuzione del grano, del cibo,
e riescono a superare i successivi 7 anni terribili di una carestia. Difatti la Bibbia ce lo racconta chiaramente. E quindi vedi il faraone, noi dobbiamo cercare di avere delle giuste ispirazioni per capire quello che dobbiamo fare. Quindi tu I potenti tu mi specialmente. stai dicendo, tornando una cosa terra a me, no? Che se io sabato prossimo, prima della trasmissione, faccio un consulto con te, riusciamo a fare, come dire, delle cose mirate, precise, perché sappiamo cosa... Ma tu non sei Faraone, io non so Giuseppe. Ah, ma come non sono Faraone? Abbiamo un gruppo in cui mi ha chiamato Papessa. Tu sei vabbè, tu sei Papessa, ma era un'allegoria. Era un'allegoria. Ditemi quanto tempo abbiamo, se dobbiamo mandare già la pubblicità, ci siamo, abbiamo un minuto. Abbiamo un minuto, però tu non mi hai risposto alla domanda che io ti ho fatto prima. C'è nei segni, in questi primi 6 segni, poi se sta nei secondi 6 segni me lo dici dopo. Il più violento è l'Ariete, se vogliamo dire. Perché l'hai detto prima, è sempre in guerra. Sì, perché l'Ariete è comunque simbolicamente c'è la sede sia di Marte che di Plutone, che è ancora più terribile, se vogliamo. Quindi si sa che l'Ariete è un segno che non ha pace, è a guerrafondaio. Tra l'altro io ho un'amica che la sento tutte le mattine, proprio è terribile. Che Ariete? Perché sì, è scatenata. Allora, è in guerra con il mondo. Quindi dico no, tu sei Ariete, stai calma, ma lei non crede all'astrologia. Vi aspettiamo subito dopo la pubblicità di sabato pomeriggio.